noi possiamo andare a te, Padre, e lodarti, conoscerti di più, Padre, che questo sia un momento per incontrarti, conoscerti o riunirci a te, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore ci avvolge. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Canta l'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. Canta, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo
lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, miracoli avvengono. Quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui. Questa sera noi vogliamo cantare, non so se tu hai mai già conosciuto Dio, il Dio di cui noi stiamo cantando, non so che tipo di rapporto tu hai con Dio. Io conosco qualche persona qua, qualcuno non lo conosco di più, qualcuno lo conosco di meno. Qui noi non stiamo cantando semplicemente perché magari ci piacciono qualche tipo di canzone, questa mi piace di più, questa mi piace di meno. Noi siamo venuti qui per capire di più chi è Dio. Ah, io sono venuta qua perché mi ha invitato qualcuno, io sono venuto qua perché hanno l'aria condizionata. Siamo venuti qua perché magari c'è qualcuno che suona bene, qualcuno che canta bene. Se questo è il motivo, io spero che tu possa accantonare questo motivo e soprattutto che tu possa concentrarti in questo momento sul conoscere di più Gesù. Questa canzone si chiama Voglio conoscere di più Yeshua. Yeshua è il nome di Dio, però Yeshua tu lo dici, tu lo pronunci anche quando tu respiri. Qualsiasi cosa tu fai, in realtà tu stai effettivamente dicendo il nome di Dio. È impossibile dire il nome Yeshua perché sono parole dell'ebraico che non hanno, tu non riesci a pronunciarle effettivamente. E noi vogliamo questa sera, se tu sei venuto questa sera, è perché tu hai dentro di te qualcosa che dice ok, almeno in minima parte io voglio conoscere chi è veramente Gesù, voglio effettivamente conoscere un minimo di quello che parlano i genitori oppure in Italia le persone più anziane, no? Il Dio dei miei antenati, il Dio che conoscevo un tempo, che magari a scuola mi parlavano di questo Dio, no? E se c'è una piccola parte dentro di te che vuole almeno conoscere o cercare di capire chi è questo Dio, non dico avvicinarsi a Lui, dico semplicemente capire che cosa vuole, capire chi è, da dove viene questo Dio, che cosa ha fatto, che cosa vuole ancora fare, soltanto cercare di capire. Se siamo qui è perché vogliamo queste risposte e io prego che questa sera possiamo ritrovare queste risposte, almeno ritrovare questo Dio o almeno conoscere in minima parte. Che possiamo cantare questa canzone con questo pensiero, che noi siamo qui per conoscere questo Dio, almeno in minima parte. E questi almeno 3 minuti di canzone possono essere completamente col pensiero, ah sì, chi è questa persona? Noi stiamo tanto cantando, ma chi è effettivamente questa persona? Perché altrimenti io potevo alzarmi e andarmene. Invece no, noi siamo qui per capire chi è questo Dio. E possiamo continuare questa canzone, iniziare questa canzone cantando e avendo questo pensiero. Giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vedessi
ciò che possiedo, in cambio dell'amore fallirei. Perché l'amore non si compra e né si merita, l'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù, voglio conoscerti, Gesù, dimorare in te, conoscerti, Gesù, voglio conoscerti, Gesù. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo, in cambio dell'amore fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita, l'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù, voglio conoscerti, Gesù. Canta! Voglio conoscerti, Gesù. Non sento abbastanza? Voglio conoscerti, Gesù. Di nuovo voglio? Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio amato è il più bello è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello è tra migliaia di migliaia.
Tu mi hai chiamato sulle acque, per solo ignoto so che affonderei, e lì ti trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio. La tua grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà, nella paura e nell'ignoto tu sei con me e non mi lasci mai. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami. Come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Cantiamo il tuo nome? Il tuo nome Cantiamo l'ultima volta, solo voci. Perché son tuo
ringraziamo, Padre, per questa serata che tu ci hai dato, Padre. Ti ringraziamo per questa settimana che tu ci hai dato, ti ringraziamo per il sole, per il caldo, per la compagnia, Padre. Ti ringraziamo perché noi siamo qui invece al fresco stasera, in compagnia, Padre. Che questa sera noi possiamo sentire di più della tua parola, che questa sera noi possiamo ascoltarti, che lo Spirito Santo possa parlarci, Padre, parlare alle nostre orecchie, Padre, che la tua parola possa venire alle nostre menti in maniera chiara, senza dubbi, Padre, che tu possa parlare ai nostri menti, parlare al nostro cuore, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera ancora. Buonasera ragazzi. Ecco, grazie. Grazie Fede. Siamo arrivati all'ultimo pezzo della lettera di Paolo ai Galati. Finiremo stasera questa lettera che ormai sono mesi, quasi un anno forse, non so neanche da quanto abbiamo iniziato la lettera di Paolo ai Galati. Una lettera di cui l'argomento principale è quale? Vi ricordate? No? Dai ragazzi, qualcuno. Di cosa parla la lettera di Paolo ai Galati? L'argomento centrale. Forza, via. No. Di prove. Cosa? No. Paolo tratta soprattutto di quelli che volevano imporre le loro insegnamenti, la loro cultura a coloro che non appartenevano a una cultura ebraica. Cioè, Paolo sta scrivendo a un popolo che non era ebreo e avevano alcuni falsi maestri in quella chiesa che volevano imporre le usanze si dice così, ebraica all'interno della chiesa. Il legalismo. Questo si può, questo non si può. Una lettera che combatte il legalismo, soprattutto il legalismo ecclesiastico all'interno di una chiesa. Falsi maestri che cercavano di distorcere i testi biblici per imporre la loro volontà, per condurre il popolo di quella chiesa a fare ciò che volevano loro e non ciò che diceva veramente la parola di Dio. Una lettera che è attuale, non era un problema, ovviamente la circoncisione, che è l'aspetto più centrale di quello che quei falsi maestri cercavano di imporre in quel tempo, ovviamente al nostro tempo non è più un argomento di dibattito. Però quando parliamo in un modo più ampio è una realtà che appartiene ancora alla Chiesa di oggigiorno, sia in Italia, in Brasile, in Moldavia, in Romania, in Ucraina, da dove siete. È una realtà nelle chiese sparse per tutto il mondo. Falsi maestri che cercano di imporre la loro volontà distorcendo la parola di Dio. Il testo di stasera è Galate 6, dall'11 al 18. Sono le istruzioni finali di Paolo ai Galati, di cui Paolo parla soprattutto del marchio di Gesù, il marchio che lui porta per essere fedeli al Vangelo di Gesù Cristo. Il testo dice: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto da mia propria mano. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro, che sono circoncisi, osservano la legge,
ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che la croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. D'ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Preghiamo. Signore, aiutaci a capire i tuoi insegnamenti, Padre. Illuminaci in questo momento, parli al nostro cuore, Signore. In nome di Gesù. Amen. Il versetto 6, Paolo inizia dicendo: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i beni a chi lo istruisce. Questo è un po' il contesto prima di queste istruzioni finali, il testo che avete ascoltato lo scorso sabato. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Le prime istruzioni finali della lettera ai Galati. Questo brano parla di cosa intendi Paolo con faccia parte di tutti i suoi beni. La parola usata da Paolo qui è nel senso proprio soprattutto, non solo, ma soprattutto economico. Quello che Paolo sta dicendo è: coloro che vi istruiscono sono degni, sono meritevoli di essere sostenuti per voi. Cioè contribuite con il loro sostegno. È un modo di riconoscere il servizio di coloro che si impegnano in imparare, in studiare e a trasmettere la parola di Dio fedelmente. Queste sono le prime istruzioni da Paolo. Perciò, prima di uscire stasera, venite da me e fate il vostro contributo economico, ok? Sto scherzando, ci sono ospiti stasera, perciò è solo una battuta. Poi Paolo continua con le istruzioni. Versetti 7 e 8. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Paolo non sta dicendo che se io faccio il bene, mi capiterà soltanto il bene. E se io faccio il male, la mia vita sarà un disastro. Non è questo che Paolo sta cercando di trasmettere. Il brano inizia dicendo: non si può beffare di Dio. Poi dice: chi semina per la sua carne e chi semina per lo spirito. Paolo fa un confronto tra queste cose. Se alimentiamo i nostri desideri peccaminosi, se decidiamo nel nostro agire di dare ascolto a quella voce che è sempre lì all'interno del nostro cuore, dicendo di fare le cose sbagliate, cose che sappiamo siano sbagliate, quello che semineremo nella nostra vita futura è ugualmente conseguenza di quello che abbiamo fatto. Se invece seminiamo per lo Spirito, come dice Paolo, se cerchiamo di mettere in pratica l'insegnamento di Cristo Gesù, se cerchiamo di vivere una vita retta, giusta, nel futuro, non necessariamente in questa vita, ma nel futuro, riceveremo tra virgolette, la lode di questo che abbiamo fatto. Saremo ritribuiti in base a quello che abbiamo fatto. Non perché abbiamo meritato, non perché una volta che siamo stati ubbidienti, siamo stati belli, allora meritiamo di ricevere qualcosa? Assolutamente no, noi non abbiamo alcun merito, ma perché Cristo l'ha fatto al posto nostro. Non per quello che abbiamo fatto noi, ma per quello che Cristo ha fatto per noi. È grazie a questo soltanto
che una volta saremo in grado di ricevere le benedizioni a questo riguardo. Siamo stati raggiunti dalla grazia di Dio. Non siamo noi a raggiungere a Dio, è Dio a raggiungere a noi. E poi, una volta che ha fatto queste prime istruzioni, arriva il brano di stasera. Versetto 11. Guardate che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. E qui c'è una cosa molto interessante, perché Paolo di solito non scriveva le sue lettere. Lui aveva l'abitudine di, non so se si dice così, dettare, è così che si parla? Di dettare quello che voleva, e qualcun altro era lì a scrivere per lui. Era un'abitudine molto comune in quel periodo lì, del primo secolo soprattutto. A volte queste persone potevano essere contrattate per farlo, cioè io contratto qualcuno che scrive per me, o perché scrive meglio, o perché, non lo so, ha le lettere più belle delle mie, ma era un'abitudine normale, qualcosa che si faceva di solito. Nel caso di Paolo, chi lo faceva spesso erano i suoi compagni di viaggio. Ma questa volta Paolo dice che ha scritto di sua propria mano. Da questo non riusciamo a capire se ha scritto tutta la lettera ai Galati o se ha deciso solo di concludere la lettera ai Galati, scrivere queste ultime istruzioni di sua propria mano. Il fatto è che in questo momento qui ha preso la penna, non so con cosa scriveva, ma ha preso lì la penna e ha deciso di scrivere con sua propria mano ai Galati, dovuto all'importanza che dava agli argomenti. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto da mia propria mano. Ha voluto anche sottolineare, scritto con le lettere maiuscole magari. E continua, versetto 12. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a far circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Paolo dice che in realtà quello che volevano quei falsi maestri, cercando di forzarli a circoncidersi, coloro che stavano distorcendo la parola di Dio affinché la Chiesa facesse la sua volontà, era soltanto di cercare di proteggersi. Facevano perché avevano paura. In una realtà dove gli ebrei, soprattutto quelli che si convertevano, venivano giudicati e spesso perseguitati per essere convertiti al cristianesimo, per loro era interessante che tutta la Chiesa avesse le stesse usanze degli ebrei, perché una volta che li vedevano non avrebbero percepito la differenza tra di loro. Avete capito il senso? Cerco di usare un esempio qui. Magari viviamo in una situazione, non so come è a scuola, ad esempio. Se dite che siete cristiani, io non ho, ormai da un paio di anni non ho l'età di andare a scuola, neanche all'università, però magari se dite a scuola che siete cristiani, soprattutto evangelici, perché abbiamo una realtà molto cattolica, come vi comporteranno? Come gli altri comporteressero? È questo, avete capito, no? Come sarebbe il comportamento degli altri? Ecco, come sarebbe il comportamento degli altri verso di voi? Sarebbero gentili con voi? Vi prenderebbero in giro? Come sarebbe? È una situazione normale o no? Io non so com'è in Italia, so che in diversi paesi, so che in Brasile ad esempio, dove diciamo che si perde l'amicizia ma non si perde la battuta, spesso i ragazzi, i giovani, adolescenti hanno vergogna di dire che sono cristiani
per conto di quello che direbbero gli altri, i suoi amici o coloro che credono di essere i loro amici. Quello che Paolo sta dicendo è che quei falsi maestri della chiesa di Galati cercavano di far con che i membri di quella chiesa, di quelle chiese, perché erano diverse chiese nella Galazia, fossero uguali a coloro che non appartenevano alla chiesa, in modo che non sarebbe possibile distinguere tra l'uno e l'altro. Cioè, se io so, di nuovo portando a quella situazione lì, se io so che Paolo è stato circonciso, che Paolo è stato circonciso, allora quello che tendo a credere è che lui si è magari convertito all'ebraismo. Come faccio a sapere che lui è un cristiano se pratica le stesse usanze degli ebrei? Avete capito il senso? Quindi non so distinguere chi è chi e di conseguenza quei falsi maestri sono al sicuro. Non nel senso che sarebbero perseguitati con la morte e nient'altro, ma che avrebbero sicuramente la sua vita un po' più complicata, soprattutto dagli ebrei che sapevano che loro erano ebrei e che stavano frequentando o facendo parte di una chiesa cristiana. E Paolo sta dicendo ai Galati che l'unico intento di quei falsi maestri di cercare di imporre la volontà su di loro è per per usarli affinché loro non fossero perseguitati dalla comunità. Mi sono spiegato? Sì? Bene. Versetto 13, Paolo dice che neppure loro osservano la legge. Quello che vogliono è semplicemente poter vantarsi di loro. Cioè, io so che la legge ormai non c'è più questa validità, che se tu non sei un ebreo, non sei costretto ad agire come un ebreo, però una volta che io impongo la mia volontà su di te, io evito che quelli che non appartengono alla Chiesa mi giudicano, questo è il primo punto, e il secondo punto è che posso dire a tutti che guarda, quelli lì fanno tutto esattamente come voglio io. Sono riuscito a convincerli che quello che ho insegnato è il giusto, anche se la parola di Dio dice l'inverso. Basta un gioco di parole, basta distorcere un po' quello che c'è scritto e riesco a condurli secondo la mia volontà. È questa l'avvertenza che Paolo sta dando alla Chiesa della Galazia. E di seguito fa un contrappunto usando se stesso. Versetto 14. Ma quanto a me, loro vogliono soltanto vantarsi di voi, di quello che sono riusciti a farvi fare, ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. L'unica cosa di cui mi vanterei è della croce di Cristo, non di avervi convinto a fare qualcos'altro, non di aver distorto la parola di Dio, non di avervi costretto a fare ciò che volevo, ma se c'è qualcosa di cui voglio vantarmi, è soltanto della croce di Cristo. Attraverso la croce di Cristo, dice Paolo, il mondo è stato crocifisso per me e io crocifisso per il mondo. Nient'altro mi importa. Non mi importa cosa penseranno i miei amici, non mi importa cosa penseranno quelli che appartengono alla mia stessa cultura, quelli che frequentano la mia scuola, il mio lavoro, la mia università. Non mi importa cosa dice la società riguardo a me. L'unica cosa che mi importa è Cristo Gesù. Io sono stato crocifisso per il mondo e il mondo è stato crocifisso per me. Nel versetto 15
Paolo continua a dire: non cambia niente se siete circoncisi o no. Ciò che importa è essere una nuova creatura. Non sono le usanze culturali, non è quello che la Chiesa può cercare di imporre, non è ciò che la cultura può cercare di imporci. L'unica cosa che conta è essere una nuova creatura. Cosa vuol dire essere una nuova creatura? È giustamente quello che ha detto nel versetto precedente: morire per il mondo e vivere per Cristo. È decidere che nient'altro importa che non Cristo Gesù. È essere disposto a pagare il prezzo, se c'è un prezzo. Essere disposto a subire le conseguenze della nostra scelta di vivere una vita per Cristo Gesù. Questa è la decisione più importante che possiamo prendere nella la nostra dimostrazione, la nostra professione pubblica di fede, dove diciamo a tutti quanti che ora apparteniamo a Cristo Gesù, che ora siamo stati crocifissi insieme a Lui, che ora l'unica cosa che conta per noi è vivere una vita degna del suo Vangelo. All'inizio della lettera ai Galati abbiamo visto che Paolo ha dovuto difendere il suo apostolato, perché quei falsi maestri cercavano di screditarlo in qualche modo, per dire: non ascoltate tutto questo che quell'uomo dice, lui non è non è un vero apostolo, ascoltate noi sappiamo come deve essere vissuta una vita cristiana. E Paolo ha iniziato la lettera difendendo questo suo apostolato. E lui ora conclude l'argomento dicendo nel versetto 17: da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Cosa intendeva Paolo con il marchio di Gesù? Non era un tatuaggio, non era un semplice segno che diceva io appartengo a Cristo, era un marchio dovuto al prezzo che ha dovuto sopportare per avere una vita, per vivere, per aver vissuto una vita di fedeltà a Cristo Gesù. Paolo ha portato questa storia di non importa nient'altro che Cristo in modo degno. Lui non solo parlava, non solo insegnava, lui viveva quello che diceva. Paolo portava le cicatrici di una vita di fedeltà, vere cicatrici. Ho elencato alcune. Per 5 volte Paolo ha ricevuto 39 colpi. Secondo la legge ebraica, la legge permetteva soltanto 40 colpi. Per evitare che magari sbagliando i conti facessero 41, che sarebbe un crimine, loro hanno deciso di colpire soltanto 39 volte. Questa era la pena, la conseguenza più grossa. Cioè il massimo che possiamo colpire qualcuno è 39 volte. E per 5 volte Paolo ha subito questa pena. Per 3 volte è stato battuto con le verghe. Una volta è stato lapidato. 4 volte ha fatto naufrago. E diverse volte è stato in carcere. Per grande parte della sua vita è stato in carcere. Questo è il marchio di Gesù a cui Paolo si riferiva. O i marchi di Gesù. In altre parole, Paolo stava dicendo: non venite non venite da me con queste stupidaggini, dicendo chi merita di più, chi merita di meno. Non venite da me
con false accuse. Io ho pagato il prezzo per quello che credevo. E non era ancora successo, ma Paolo è stato ucciso per quello che credeva. Non solo lui, ma la storia ci racconta, soprattutto nella vita degli apostoli, di tanti martiri. Persone che hanno scelto di subire le conseguenze fino alla fine. Rimarrò fedele, anche se la conseguenza di questo è la mia morte. A noi non serve così tanto. Magari una battuta da qualcuno che non ha niente di meglio da fare. Magari può capitare in una situazione di lavoro di essere perseguitato. Ma cosa sono paragonate a quello che ha subito Paolo, che ha subito gli apostoli, o che hanno subito i padri della Chiesa, o che subiscono tanti nostri fratelli che vivono in paesi dove è un crimine essere cristiani, e loro comunque sono disposti a pagare questo prezzo. Sono disposti a subire le conseguenze per rimanere fedeli a Cristo Gesù, perché hanno capito veramente quello che significa. Hanno deciso di morire per questo mondo e vivere una vita di santità, una vita degna del Vangelo di Cristo Gesù. Tanti di noi in realtà trascorreremo un'intera vita e non porteremo un solo marchio di essere un cristiano. Da una parte è una benedizione, da un'altra non avremo mai veramente la nostra fede provata, non a questo livello almeno. Ma il punto non è avere o no questo marchio, il punto è essere disposto ad averlo se serve, essere disposto a subire le conseguenze se serve. Cosa sarebbero queste conseguenze? Magari perdere un lavoro, magari l'allontanamento della famiglia, magari la rottura di una relazione. Non sappiamo quale sia il prezzo. Io non so quale sia il prezzo. Voi sapete qual è il prezzo nella vostra vita, nella vostra realtà. E la domanda che vi faccio è: siete disposti ad avere questo marchio? Siete disposti a subire le conseguenze? Paolo dice che dobbiamo combattere questi falsi maestri che cercano di imporre delle regole, di imporre le loro volontà, che cercano di distorcere la parola di Dio. Maestri che non sempre sono facili da individuare, facile da individuare. E spesso questo genere di persone sono gentili, sono carini, sembrano importarsi con noi. E spesso le parole che distorcono della Bibbia non sono in modo molto evidente, quello difficolta a noi, porta una difficoltà in capire se è veramente quello che la Bibbia sta dicendo, cosa no. Ed è per questo che dobbiamo essere pronti, preparati, per saper riconoscere se quello che è stato predicato, se quello che è stato insegnato, se quello che cercano di farci fare è veramente la parola di Dio o no. E a volte per affrontare questa situazione serve pagare un prezzo. Ritornando di nuovo all'inizio della lettera ai Galati, Paolo dice che se qualcuno prega un Vangelo diverso da quello che predica lui, che
questa persona sia anatema, che questa persona sia maledetta. Non è una parola sottile, una parola leggera. Se qualcuno cerca di insegnarvi qualcosa diverso di ciò che la parola di Dio dice, che questa persona sia maledetta. Poi quando scrive a Timoteo, usa praticamente la stessa parola. Sta insegnando a Timoteo come deve essere la leadership di una chiesa, come lui deve comportarsi. Timoteo, che era un giovane pastore, stava per assumere la chiesa di Efeso, e istruendo lui, Paolo dice: se qualcuno cerca di insegnare qualcosa diverso da quello che vi ho trasmesso, che questa persona sia maledetta. Paolo stava combattendo questo falso maestro e ha trasmesso alla chiesa della Galazia o alle chiese della Galazia questo insegnamento. Dobbiamo combattere e per farlo ci serve avere la maturità nella parola di Dio. Serve conoscere, serve studiare, serve meditare nella parola di Dio. Non solo, ovviamente non solo per combattere questi errori, ma anche per combattere alla luce della parola. Non farlo per farlo semplicemente, ma farlo con la parola di Dio in mano, dicendo: guarda, questo qui è sbagliato perché la parola di Dio dice così. Noi abbiamo l'obbligo di avere questa conoscenza. Abbiamo l'obbligo di cercare di approfondire le nostre conoscenze. E concludo facendo delle parole di Paolo le mie. Il versetto 18 dice: che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Finisce con una benedizione alla Chiesa della Galazia. E così concludiamo questa serie di prediche nella lettera ai Galati. Di nuovo una lettera che combatte soprattutto il legalismo religioso, il legalismo all'interno della Chiesa, i falsi maestri. È una lettera che istruisce quella Chiesa a come comportarsi in questo tipo di situazioni. Che possiamo mettere in pratica nelle nostre vite tutto questo che abbiamo imparato durante gli ultimi mesi, che possiamo benedire la vita della nostra Chiesa con tutto questo e soprattutto farlo per l'onore e per la gloria di Cristo Gesù. Amen? Preghiamo? Grazie Padre, grazie perché ci ha condotto tu fin qui, Signore. Grazie per questa serie di predica nella lettera ai Galati, che possiamo non essere semplicemente ascoltatori, ma che possiamo mettere in pratica ogni giorno i tuoi insegnamenti, Padre. Che possiamo usare tutto questo per benedire la nostra Chiesa. In nome di Cristo Gesù. Amen. Siamoci in piedi. Mettiamo un'ultima canzone.
ciò che possiedo, in cambio dell'amore fallirei. Perché l'amore non si compra, né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. E voglio conoscerti, Gesù. E voglio conoscerti, Gesù. Dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo, in cambio dell'amore fallirei. Perché l'amore non si compra, né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Yeshua.
ringraziamo Padre per questo momento di lode, ti ringraziamo per questa serata Padre, che il tuo Santo Spirito possa continuare a essere con noi Padre, continuare a parlarci Padre nella settimana che verrà, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Avvisi. Aga Music. Il 26 settembre sarà il nostro secondo anniversario di Aga Move e useremo questa data per fare anche la seconda edizione, si dice così, del nostro Aga Music, una serata di lode, una serata di adorazione. Invitate i vostri amici, fate pubblicità. Spero che fin lì tutti quelli che ora sono in piscina a fare il barbecue siano ritornati, perciò invitate tutti quanti, che possiamo essere in un bel numero, non per la quantità, ma per poter ringraziare e adorare Dio per quello che ha fatto in questi 2 anni. Va bene? Perciò non dimenticate il 26 settembre e sarà alle 18, non alle 18:30 come al solito. Quella sera lì inizieremo alle 18. Altri avvisi? Convegno degli uomini dal 23 al 25 ottobre a Peschiera del Garda, solo per gli uomini. Altri? No? Basta. Quando? Il 6 settembre ci saranno i battesimi, giusto? Allo stesso posto, immagino, che si chiama Covo di Pederoba. Covo di Pederoba. Questo lì, ecco, Fiume Piave. Il 6 settembre, giusto? Altri avvisi? No? Nient'altro? Abbiamo stasera, non faremo ancora i piccoli gruppi, ma ritorneremo a settembre, ok, con il programma pieno. Però abbiamo alcuni ospiti stasera e vi invito tutti quanti a salutarli, a conoscerli, ok? Fate i vostri obblighi come veri cristiani, un'opportunità di mettere in pratica quello che abbiamo imparato, ok? Andate a parlare con le ragazze. E i ragazzi invece dove sono? Che sono 4 ragazzi? Cosa è successo con la nostra chiesa? Dai, 6 con Peppe. Va bene? Preghiamo per finire il nostro culto. Grazie Signore per questo momento, grazie per questo culto, Signore, per la tua parola che ha parlato al nostro cuore. Ti chiedo che tu possa portare a casa in sicurezza ognuno di noi stasera, sia con noi, con la nostra famiglia, Signore. Benedisci il tuo popolo, Padre, in nome di Cristo Gesù. Amen. Ragazzi, buona serata, Dio vi benedica. Ci vediamo sabato.